Nella mia testa c'è probabilmente un errore di priorità, nel senso io mi concentro su Rebic e su Bastoni che sta arrivando da dietro e penso se lo tocca è fallo, nel senso sta tirando in porta, non può prendergli la palla senza fare fallo. Quindi concentrandomi su quello mi perdo lo scenario completo. Quindi non vedo Messias che sta per tirare in porta. Ho il ricordo di, dopo il fischio, pensare, vedendo che la palla sta arrivando a Messias, dire speriamo che non la butti dentro. Questo sì. Se un errore è corretto dal VAR rimane un errore arbitralmente parlando, quindi nella mia valutazione, ma restituisce la realtà sportiva, la verità del campo. In questo caso qui il VAR non può far nulla ed è l'errore peggiore forse che può succedere a un arbitro oggi col VAR. Credo che lui sia partito con l'idea di strangolarmi, tra virgolette, no? E poi abbia capito da uomo di campo che anche lui magari nella carriera ha sbagliato un gol a porta vuota ed è quello che avevo fatto io in quel momento. Credo che tanti di noi, forse tutti, avremmo avuto la stessa identica reazione. Dal più giovane al più vecchio, sono sicuro di questo. Subito dopo poi però si consuma una sorta di delitto perfetto, proprio il colmo della sfortuna, perché c'è ancora una punizione, c'è ancora un calcio d'angolo, addirittura una traversa e soprattutto poi c'è un contropiede dello Spezia e un gol. Esatto, mi ricordo di aver detto in auricolare non ci credo quando sta per calciare il giocatore dello Spezia in porta. Negli spogliatoi cosa succede? Succede che poi passa qualche giocatore del Milan, passa Florenzi che era affranto come me, sembravo io, che addirittura mi abbraccia. Poi passa Calabria da capitano, poi passano Teo e Diaz, anche loro a darmi una parola, come dire, succede. Il succo era sempre quello, cioè tirati su e reagisci che si sbaglia tutti, ecco. E poi arriva anche Ibrahimovic, la sostanza del suo intervento era ora dimostra di essere forte, devi essere forte, reagisci. Mi ha fatto molto piacere, credo di averlo realizzato il giorno dopo del gesto che avevano fatto. Sul momento forse nello stato emotivo in cui ero non ho apprezzato come dovevo il gesto. Quanto hai dormito, se hai dormito la notte successiva? Un'oretta sul divano credo di aver dormito, non di più. Oltre ai messaggi di incoraggiamento, di affetto, di comprensione eccetera, ce n'è stato qualcuno che magari è riuscito a strapparti un sorriso in quel momento difficile? Ma sì, forse uno sì, mi diceva meglio avere tutte le sfighe in una partita che una sfiga a partita e io le avevo raccolte abbastanza tutte in una, quindi si spera di essere a posto così. Ecco. E Gianluca, due cose particolari direi, uno mi ha detto questa è la Serie A, all'esordio al telefono, e poi mi ha detto qui non si abbandona nessuno, tornerai a arbitrare, massima serenità, credo che sia il mio obiettivo a breve termine questo. Oltre a Rocchi immaginiamo che tu abbia sentito, oltre al tuo allenatore, che tu abbia sentito anche il tuo presidente, Trenta Lanci. Sì, ci siamo sentiti il giorno dopo, mi ha chiesto come erano andate le cose, ha voluto sapere come stavo e anche lui il messaggio era adesso prenditi qualche giorno e vai avanti come hai fatto fino adesso. Qual è la cosa che ti ha dato più fastidio o quella che ti ha fatto più piacere di questa vicenda? Guarda, io non so bene come rispondere a questa domanda e ti dico solo che non vedo l'ora di tornare in campo al più presto.